Il passaggio dall'analogico al digitale terrestre mette a rischio il pluralismo dell'informazione e la libertà di impresa. Non usa mezzi termini Marco Rossignoli, coordinatore di Aeranti Corallo, l'associazione che racchiude le principali emittenti private d'Italia, tra cui la nostra, nel corso di un convegno che si è svolto a Roma. In particolare sono state evidenziate le criticità della transizione per le TV locali, con particolare riguardo alla scarsità delle risorse frequenziali per il comparto e ancora la mancanza dei tempi tecnici per la realizzazione, entro il 30 giugno prossimo, dello switch off delle regioni ancora da digitalizzare, l'inadeguatezza degli indennizzi per la dismissione dei canali 61-69 UHF, la destinazione futura della banda 700 MHz, l'esigenza di stabilità della regolamentazione relativa alle numerose LCN, l'esigenza dei provvedimenti di liberalizzazione e di semplificazione per il settore, l'importanza ancora nel confronto da parte del governo con le associazioni di categoria. Nel corso del suo intervento Rossignoli ha ancora evidenziato come sia necessario recuperare al sistema televisivo locale almeno un terzo delle risorse destinate al beauty contest e il canale 65 lasciato libero. In tal modo, ha proseguito, le frequenze per le TV locali in ogni area tecnica sarebbero 21 anziché 18. Inoltre, ha continuato, i canali 51, 53 e 59 devono essere mantenuti per l'uso televisivo. Sul tema degli indennizzi per il rilascio volontario delle frequenze da parte delle TV locali, il coordinatore di Aeranti Corallo ha lamentato come siano assolutamente irrisori e inferiori ai minimi di mercato e tali da non consentire nemmeno di risarcire gli investimenti per il passaggio al digitale. Per Rossignoli, infine, sarebbe necessario un intervento legislativo per ridare stabilità alla regolamentazione sull'ordinamento automatico dei canali, nonché promuovere lo snellimento di tutte le pratiche burocratiche, andando in direzione di quella semplificazione normativa più volte sollecitata dallo stesso governo.